Buongiorno a tutti. Domenica abbiamo celebrato la terza domenica di Avvento, che viene definita la Domenica della Gioia. Perché? Perché tutte le letture ci ricordano come la gioia del cristiano nasce dalla percezione, dal sapere e dal vivere il fatto che il Signore è vicino a noi. La nostra gioia è il Signore che ci è vicino e questo annuncio riempie il cuore dei cristiani di gioia. Ma non solo. Attraverso il brano del Vangelo di Giovanni e la presentazione della figura di Giovanni il Battista ci viene insegnato quasi un altro piccolo segreto per la gioia. Quando chiedono a Giovanni chi sei, lui risponde dicendo che non è il Cristo, non è il profeta e non è nemmeno Elia. Cioè ci insegna che prima di tutto per scoprire chi siamo abbiamo bisogno di dirci chi non siamo, di riconoscere che noi non siamo Dio, che non siamo immortali, che non siamo onnipotenti e che non possiamo tutto in questa vita. E così anche noi in questa terza domenica di Avvento per scoprire la gioia che ci abita, la gioia di stare vicino al Signore, ci possiamo chiedere cos'è che posso togliere dalla mia vita, cos'è che posso spogliarmi davvero, di quale immagine di me non mi appartiene e me ne posso liberare, proprio per andare alla autenticità di me e così sentire che il Signore è vicino e insieme con Lui vivere la gioia che nasce soltanto dalla sua presenza. Buon Natale a tutti.